Mi piace raccontare questa storia perché l'ho vissuta in prima persona. Sti signori vengono il primo giorno in fiera, comprano 2 o 3 prodotti e vanno via. Il giorno dopo me li rivedo comparire. Io, da buon siciliano, dissi vabbè, questi non hanno saputo cucinare la pasta e vengono a lamentarsi. Invece no, di questa cooperativa mi sono messo in una notte a racimolare domande tra le mie conoscenze e le ho presentato. Una bambina con le mani sporche di terra, di verbum caude, è un atto potente. Come è nato Verbum Caudo che conosciamo oggi? E nasce da questo. Non lo so, non lo leggo bene la camera. secondo me il bianco in realtà me l'hanno vietato perché lo mette lui, il conduttore, la camicia bianca. Ok, per non confondere i colori forse. Forse per questo. Io infatti andrò in viaggio per venire qua e ho pensato che ho fatto una cazzata a vestirmi di bianco. No, ma l'hanno proprio. Io l'ho potuto faccio leggere la mail, mi hanno proprio dato delle indicazioni, ovviamente marchi, no? Bianco, righe, mi ricordo. Questo quando sei stato Per la puntata Rai. dei 3. Sì. Mentre non ci hanno detto niente quando sono venuti loro a Verbum Caudo per fare una mattina. Quella era in diretta, però. E come sta questo? Proprio belli Cominciamo. Certo, Non avevo capito. No, onestamente no. Questi mi sono lasciato andare. no, ma Salute. In caso la censuriamo questa parte. Siamo stati un po' più spinti perché abbiamo messo Però tutto a disposizione. può essere questa come intro e la bippiamo, dai. La bippiamo, lo bippiamo, non è che si sa, non lo sapranno. Immagina ti scrive alla Rai, no, ma cosa c'è detto nella puntata? vergogna. Ah, vero, ci racconti un po' questa esperienza alla Rai che avete fatto? Ma com'è possibile che tanti di loro guardano i nostri video e non sono iscritti al canale? Cioè, non sono iscritti al canale, non ci seguono su Instagram. Cosa sbagliamo? Non lo so, guardano, mettono mi piace, non lo so. Ragazzi, comunque, iscrivetevi al canale e seguiteci su Instagram. A noi dareste veramente una grande mano d'aiuto. Beh, è un'esperienza importante perché comunque eravamo in un programma finanziato dal Ministero del Lavoro e quindi era un po' un programma alla ricerca di belle storie, ecco, che ci sono lungo tutto il nostro paese. Quindi tramite l'organizzazione a cui aderiamo, la Confcooperativa, hanno indicato noi come Verbum Caudo come realtà con cui parlare, insomma, per capire cosa sta succedendo nel mondo dei beni confiscati alla mafia, perché comunque sia il nostro paese è, come dire, marchiato dalla presenza oggi anche di questi beni che spesso sono complessi, complicati, difficili da gestire, ma che se valorizzati possono portare valore aggiunto ai territori. Io dico sempre, mi piace pensare una cosa, il giorno in cui si confisca un bene confiscato è sicuramente un giorno di vittoria per il nostro Stato, però se pensiamo alle comunità in cui quel bene viene confiscato, in realtà poi è un giorno buio, perché è come se fosse la plastificazione della presenza della mafia tra le nostre case, nelle nostre vie. E quindi chi è chiamato a gestire questi beni ha una doppia, triplice, fate voi quante responsabilità assume, perché in prima battuta gestisce un bene che non è una proprietà privata, ma è un bene dello Stato e quindi un bene di tutti. E in secondo luogo è per ridare dignità a quella comunità, a quel territorio, a quella città, a quel paese, perché si sovesci, diciamo, un po', come dire, quel rapporto che c'è stato nel tempo, quel marchio nero che c'è in quella che comunque sia contraddistingue quei territori, per farlo diventare una storia di speranza, una storia di futuro, una storia nuova, ecco, per quelle è una storia di opportunità. Se pensate che comunque nel nostro paese la regione siciliana è
quella che ha il numero maggiore di beni confiscati, no? Se si potessero pensare tante quante sono i beni confiscati, storie vincenti di impresa, anche sociale, su questi territori, capite bene quanto valore aggiunto si potrebbe innescare. creare. È chiaro che non nessuno ha la ricetta in tasca, perché comunque ogni situazione, tanto ogni tipologia di bene ha una storia a sé. Noi gestiamo un bene che ha un core business, che è quello dell'agricoltura. Noi l'abbiamo declinata nell'agricoltura sociale con 1000 sfaccettature, altre 1000 ce ne saranno probabilmente, si spera in futuro. Però poi ci sono gli appartamenti nelle città, no? Ci sono, non so, i beni mobili, ci sono le aziende. Lì diciamo che la responsabilità raddoppia, se vogliamo, perché comunque sia c'è una componente umana dentro le aziende, no? Anziché non sono beni, ma sono aziende che hanno dei lavoratori, quindi c'è gente che ha una famiglia da crescere, da costruire attraverso il proprio lavoro. Quindi lì diciamo che la responsabilità è ancora maggiore, e penso che chi oggi gestisce beni confiscati debba mettersi in gioco anche per aiutare lo Stato nella gestione di queste situazioni, che sono ancora più difficili. No, comunque è una grande impresa è stata quella vostra. Abbiamo già spiegato un pochino agli amici di 4Talks che ci ascoltano quello che fate, di cosa ti occupi, cosa avete fatto, Luca. Però è giusto dare un nome, giusto? Verbuncaudo. Qui a 4Talks siamo con Luca Livecchi, che è presidente della cooperativa Verbuncaudo, giusto? Sì. E diciamo vi occupate principalmente di agricoltura, no? Beni derivanti dall'agricoltura, Sì. prodotti derivanti dall'agricoltura, per, diciamo, avendo ricreato un sistema economico dietro dei beni confiscati alla mafia, giusto? Sì, Verbuncaudo è, diciamo, il primo prototipo di modello di gestione dei beni confiscati del sistema dell'organizzazione Confcooperative. È un modello che nasce dal territorio per il territorio, un po' sulla scia di un progetto lungimirante, lasciami passare il termine, dei comuni che fanno parte di un consorzio sulle Madonie. Sono comuni madoniti non solo, perché comunque sì, ci sono comuni anche del Nisseno oggi, penso a Vallelunga, a Marianopoli per esempio. La lungimiranza in un progetto appunto fatto dall'energia, dalle risorse del territorio, e in termini di capitale umano, ma anche e soprattutto in termini di, come dire, tessuto economico del territorio. Penso alle imprese, penso alle cooperative, penso a chi sul territorio già faceva qualità dal punto di vista anche agroalimentare. La banda. Proprio ci mancava la banda. Perché è festa qua a Polizzi, forse. San Giuseppe penso che sia. Ah, è Santo Mio. Perfetto, allora li devo perdonare per forza. Allora, dopo la piccola pausa della banda possiamo continuare la conversazione con Luca. Luca, io sono un pochino curioso della storia di Verbuncaudo. Cioè, proprio come si fa? Come si inizia? Qual è il primo passo per, diciamo, ricevere un bene confiscato alla mafia e poi ricreare un sistema economico? Cioè, allora, intanto Verbuncaudo, quale bene confiscato, un po' racchiude in sé un po' tutto il percorso italiano, diciamo, legislativo, burocratico e poi di fattore umano, che contraddistingue la storia dei beni confiscati dalla mafia. Consideriamo che Verbuncaudo è una delle prime confische di Giovanni Falcone. Ai danni dei Greco, quindi Michele, detto il Papa, e Salvatore, detto senatore, che è quello che intratteneva i rapporti con la politica, ecco, di quella mafia degli anni 60 e degli anni 70. Arrivano a Verbuncaudo a cavallo tra gli anni 70 e 80, attraverso una partita di giro, diciamo così. Verbuncaudo fa parte di quell'espoliazione mafiosa ai danni dei Tagliavia. Il Tagliavia in questione fu anche sindaco di Palermo, anche lui un lungimirante, nel senso che aveva anticipato anche i tempi della riforma agraria, dando dei pezzi di terra ai mezzadri di quel territorio. Alla morte del Tagliavia,
diciamo, la sua eredità fu un po' vittima di un'espoliazione mafiosa, così la definì Giovanni Falcone. E Verbum Caudo fa parte di questo. I Greco arrivano con un prezzo veramente stracciato all'acquisto di Verbum Caudo, lo fanno attraverso un assegno a firma, una girata di assegno a firma dei Bardellino, clan Nuvoletta della Camorra Campana, e arriviamo appunto a questa storia attraverso la più grande, diciamo, intuizione, il più grande lascito fatto nel mondo della magistratura da Giovanni Falcone, che è quello che poi più commercialmente si chiama follow the money, segui i soldi, no? I soldi lasciano sempre una scia, e Giovanni Falcone nelle sue indagini becca questo assegno e capisce che nella compravendita di Verbum Caudo c'è una provenienza illecita di questa transazione. Cioè, è partito dal denaro Esattamente. che, diciamo, è stato utilizzato per l'acquisto proprio dei terreni di Verbum Caudo, giusto? Esattamente, da parte dei Greco, e quindi capisce da dove arrivano questi soldi, e quindi In che anni è stato questo? Scusami. 82-83 confisca, Esatto, confisca per quanto provvisoria. tempo hanno tenuto in No, mano? loro hanno avuto a cavallo, negli anni a cavallo tra gli anni 70 e 80 i Greco, in maniera Ok, più insistente. E in quegli anni loro cosa fanno? E questa è un'altra intuizione, perché siamo negli anni che anticipano la legge Rognoni La Torre. Poi sappiamo che Pio La Torre, i mafiosi avevano un po' intuito cosa sarebbe successo, cioè avevano intuito che Pio La Torre prima o poi avrebbe fatto quello che diceva, e cioè quello di attaccare i beni. Beh, vedete, quello che è conclamato ormai è che chi si vanta di essere mafioso vanta un curriculum in cui è passato pure tra le gabbie in carcere, mentre quindi mette in conto che prima o poi può succedere, non metteva in conto l'attaccamento alla roba. Ok. È un po', diciamo, come dire, lo Dei status. possedimenti, Sì, comunque. i possedimenti comunque sono il risultato di uno status sociale dei mafiosi. Quindi quello non lo metteva in conto. Allora cosa facevano i mafiosi quando hanno capito che Pio La Torre prima o poi sarebbe riuscito? Tentavano di bloccare quei beni attraverso un escamotage, poi, se vogliamo, che era quello di ipotecare i beni richiedendo dei finanziamenti. I Greco richiesero, ma soprattutto ottennero un finanziamento dall'ex Banco di Sicilia per la realizzazione di 2 laghi artificiali che oggi sono presenti, e per l'imbruttimento, lasciatemelo dire, della parte di masseria Sì. che loro gestivano. Chi è stato fino a 2 anni fa a Verbum Caudo era facilmente riconoscibile dalla parte confiscata, perché era era la parte di masseria in cui vi era uno strato in tonaco con i vigni, quindi molto innovativo, se vogliamo, e gli infissi con le imbottiture in alluminio, le bruttissime Certo. finestre che Certo. contraddistinguevano. Ecco, i Grechi avevano fatto questo tipo di operazione attraverso quei soldi. Dagli anni della confisca poi si passa, diciamo, con il codice antimafia nel 2007, e quindi il bene confiscato da Giovanni Falcone negli anni 80 finisce attraverso la nascita dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, così come prevede il codice antimafia, finisce finisce al comune di Polisi Generosa, un piccolo comune negli anni 2000, vantava circa 5.000 abitanti, è solo lì che esce fuori l'ipoteca sul bene. Il Banco di Sicilia si va avanti e dice: ma io vanto un diritto su quel bene, e quindi si innesca un meccanismo in cui si palesa anche la vendita all'asta di quel bene, per appunto ripagare quelli che potevano essere i debiti con la banca, con il banco che aveva fatto credito, diciamo, ai Greco. Si mette in moto, come dire, una filiera umana di persone giuste, mi piace definirla, dalla buona politica, quindi la Regione Sicilia che si mette in moto, alla Camera del Lavoro di Palermo che, come dire, occupa simbolicamente quelle terre, chiedendo di evitare la vendita di quei beni, perché chiaramente capite bene che il rischio che ritornasse
certo. Era molto alto. come dire, nella gestione di altri rappresentanti delle cosche mafiose era molto alto, appunto. Si mette in moto, dicevo, la buona politica. La regione siciliana fa una sorta di accordo con il Banco di Sicilia, ripaga in parte questo debito e acquisisce al proprio patrimonio indisponibile il bene. Oggi Verbungaudo è patrimonio indisponibile della regione siciliana. Lo fa e contemporaneamente, parallelamente, i comuni di questo territorio. Luca, scusami, una cosa che mi piaceva chiarire. Verbungaudo è il vostro nome ed è il nome pure della contrada, di no? quel territorio, sì, Esatto. di quel Dunque, Verbungaudo come territorio è della bene indisponibile della regione. No, Verbungaudo come bene è bene Come disponibile, bene, quel ok. bene lì confiscato alla mafia, Ok. ma che fa parte di un comprensorio. Ok. Noi abbiamo scelto quel nome perché comunque sia, come vi dicevo, il modello che abbiamo innescato è un modello che parte dal territorio e per il territorio. Ma che significa questa frase fatta? Significa che l'obiettivo che abbiamo nel nostro statuto è quello di restituire il bene confiscato ai legittimi proprietari. Sì. Che sono tutte le italiane e gli italiani onesti, ma in prima battuta sono quei territori, Sì. i primi territori che sono stati calcati, vissuti anche dai mafiosi, e quindi restituire a loro attraverso il lavoro, attraverso un legame forte con quel territorio, attraverso un'identità ben precisa che quel territorio ha. E quindi abbiamo scelto noi quel nome per contraddistinguere, per ribaltare la storia negativa e riportarla in positivo. Sì. E quindi anche nel racconto, ecco, Bellissimo. anche il metodo di comunicare quello che facciamo era per noi importante. E quindi ecco perché abbiamo scelto quel nome, accompagnato da uno slogan che poi racchiude tutto, che è coltivare comunità, seminare futuro. Perché ci piace, ovviamente, mettendo insieme un Lo po', leggevo anche qua sul logo. sì, mettendo un po' insieme. Questo nasce durante il corso di formazione, perché come sapete, Verbungaudo come cooperativa è una cooperativa un po' anomala, nel senso che non nasce tra persone, cioè non nasce tra persone che si conoscevano, no? Che mettono in campo le esperienze che sanno, ma nasce sul progetto di un consorzio di comuni. Praticamente, infatti, quello che veniva messo a bando non era tanto il bene confiscato, ma era la possibilità di gestirlo nella realizzazione di un nuovo soggetto giuridico che l'avrebbe gestito, in questo caso di una cooperativa sociale, e quindi si selezionavano non cooperative precostituite, bensì soggetti, sì, no, singoli soggetti, dei candidati che potevano potevano costituire esattamente, che una dovevano poi essere riuniti in cooperativa dopo un percorso formativo. Lì ti sei fatto avanti tu? Mi sono fatto avanti io con tante altre persone, Ok, non eri ovviamente. da solo quando fu. No, non ero da solo. Però io sono avevo... curioso di come ti si è presentato questo opportunità dalla porta. Come è nato Verbungaudo che conosciamo oggi? Nasce da Proprio- questo bando emanato nel 2017, se non erro. Io ero un giovane ingegnere neolaureato che aveva iniziato la propria carriera, anche un po', diciamo, avevo avuto pure anche un po' di fortuna nella ti sei mia carriera. laureato tu? Ingegneria, sono un ingegnere, e avevo avuto un po' di fortuna pure anche in quel mondo lì, e si presenta alla porta. Si presenta questo bando, in realtà, che era un bando pubblico, e quindi era la possibilità per me di ritornare alle mie origini, nel senso, io sono figlio di agricoltori, quindi nel senso se sono diventato quel che sono anche in quegli anni lì, era grazie, diciamo, al mondo dell'agricoltura e alle fatiche dei miei nonni, insomma. E quindi era per me un modo per restare, un modo per Mettere del tuo nella tua terra, no? Sì, esattamente, proprio questa è l'intuizione. Però c'era in me un grande dubbio, oltre ovviamente e non le ho mai nascoste, ai timori dei miei genitori, in particolare di mia madre, perché comunque sia c'era una carriera avviata, e questa cosa un po' poteva rallentarla, poteva sviare, oltre ovviamente al più classico dei timori, che erano quello delle ritorsioni, no? In un certo qual senso. Ma io ci vedevo tanto, ci vedevo, come dire,
una possibilità di ridare al territorio, di fare qualcosa per il mio territorio. Avevo io invece il timore che, siccome il bando prevedeva la selezione di 21 soggetti per costituire la cooperativa, io avevo il timore che, non lo so, nella mia generazione c'era un po' di sfiducia in questo, anche parlandone con i miei amici, un po' non erano molto convinti. Che E tu quindi che avevo... età hai iniziato questo progetto? Ti Il sei bando è buttato del in questo 2017, quindi avevo io 25 anni, 26 anni. Giovanissimo. complimenti. E quindi avevo questo timore, allora mi sono imbarcato un po' tra tutte le persone che conoscevo e che comunque sia avrebbero potuto far parte di questa cooperativa. Mi sono messo in una notte a racimolare domande tra le mie conoscenze e le ho presentate. Poi alla fine invece mi hanno smentito, diciamo, la mia generazione per fortuna mi ha smentito, perché si sono presentate un sacco di domande a questa selezione, poi sono state selezionate altri profili. In realtà poi io, nella compagine che poi ha creato la cooperativa Verbum Cauda, io conoscevo solo una persona, poi con tutti gli altri non ci conoscevamo, con alcuni di loro ci eravamo scontrati nei campi di terza categoria, no? Perché queste erano persone che hanno collaborato con te al progetto, giusto? Erano persone che si sono candidate come me al ok. progetto. Dopodiché il processo, e lì l'altra grande intuizione, in questo caso della Conf Cooperative, di formare prima i cooperatori e poi la cooperativa. Grande intuizione perché? Perché è conclamato ed è complicato fare cooperazione, soprattutto nel meridione d'Italia. Farlo tra persone che non si conoscevano, un po' il rischio un po' aumentava. C'era qualcuno che temeva chiaramente che non sarebbero riusciti. L'intuizione è stata utile perché quel percorso di formazione ha creato l'amalgama tra le varie componenti che erano state selezionate. Perché quanto è durato sto corso di formazione? È durato 3 mesi e poi finito in un'esperienza in Cadore, dove lì invece la cooperazione sociale e di comunità è molto più spinta di quello che conosciamo noi. E certo, in 3 mesi quel si percorso va a creare un si è legame. creato il gruppo, ma soprattutto si è creato un obiettivo comune, che era appunto, poi lo riassumiamo nel restituire il bene confiscato, ma quella restituzione dava valore, diciamo, alle professionalità che si erano presentate attraverso appunto il lavoro, attraverso il lavoro agricolo, ma anche di esperienze turistiche, perché un altro modo per restituire il bene confiscato è quello di aprirlo alla società, farlo vivere, farlo, toccare con mano, no? Insomma, permetteva a tutti i soggetti di rimettersi in gioco nei propri territori. Quindi attraverso appunto il nostro primo piano aziendale abbiamo capito quelli che erano i nostri obiettivi attraverso Verbum Cauda, e da lì poi nasce la cooperativa e i primi giorni, che non sono stati per niente semplici, perché capisci bene che il core business della cooperativa è l'agricoltura. Noi lì vedevamo grande potenziale, sono 150 ettari che noi oggi conduciamo in biologico, vi erano 5 ettari di vigneto, 6 ettari e mezzo di oliveto, 100 ettari di seminativo, insomma un bel potenziale, bello consistente, diciamo. Esatto, ma ci guardavamo tra noi soci, Ora non che si avevamo fa? un trattore, per esempio, no? Ora come si fa? E quindi Qual è stato lì? Penso che lì è stato un momento abbastanza difficile. questo è un momento su cui avevamo riflettuto nel percorso di formazione. E il primo passo? È stato utile il modo di approcciarsi alle comunità, anche in simbiosi con le istituzioni. Dalla nostra accanto a noi pure avevamo i comuni, avevamo le istituzioni, avevamo la prefettura, avevamo la regione siciliana, cioè, però la grande intuizione ce l'hanno le comunità in quel caso. A me piace veramente dire che la prima banca di Verbum Cauda che ha permesso la start-up, diciamo, della cooperativa è la comunità, perché noi non avevamo mezzi, non avevamo grandi disponibilità economiche, se non quelle che noi avevamo messo come capitale sociale per l'acquisto di sementi, di carburante pure. Certo. Ed è qui che si fa avanti la comunità.
anticipando, facendo veramente da banca, anticipando le lavorazioni, anticipando le sementi, anticipando le lavorazioni di trasformazione dei prodotti. Il primo prodotto a marchio Verbuncaudo era passata di pomodoro Siccagno, e qui la grande intesa con un'altra cooperativa importante del territorio come Cooperativa Rinascita. Che salutiamo. Salutiamo. È stato il Salutiamo nostro ospite. Ospite della prima puntata. Vedi? Prima puntata e 10ª puntata. E dovete sapere che noi, e mi piace sempre dire, noi siamo soci conferitori di Cooperativa Rinascita. È una storia bella quella con il territorio, che nasce in quella fase in cui la Cooperativa Rinascita è stata per noi una mamma da questo punto di vista, in particolare per la produzione del pomodoro Siccagno. Oltre ad aprirci le porte e trasformare il nostro prodotto, ci ha trasferito il loro know-how, ci hanno formato nella produzione, nella coltivazione del pomodoro vedi Siccagno. com'è bello che si crea, come dici tu, avete confiscato, tra virgolette, un bene che era morto, no? Era chiuso, era finito lì. E da lì poi si creano una nuova serie di relazioni, di mettersi in gioco, anche il rapporto con un'altra cooperativa che oggi si è innescato in altro, no? Sì, questo È però proprio- è proprio merito della comunità. Io penso che la nostra comunità si contraddistingue per un tasso elevato di anticorpi antimafia. Abbiamo voglia di riscattarci. Abbiamo voglia di rimanere, e tutti questi soggetti che sicuramente noi abbiamo incontrato e tanti altri ne dovremmo incontrare nel futuro prossimo hanno questi anticorpi, e questi sono proprio anticorpi fatti di restanza, fatti di resilienza, di attaccamento alla terra, alle tradizioni. Poco fa parlavamo di questo, le tradizioni per noi sono importanti, le tradizioni anche in agricoltura, il metodo di coltivazione in Siccagno viene dalla nostra storia, anche se a me piace definirlo un tipo di coltivazione innovativa che va verso il risparmio idrico. Insomma, guardare le nostre tradizioni è un po' come guardare anche al futuro Perché oggi. forse Quindi siamo l'unica regione a farlo, no? sì, una di quelle che lo lavora meglio, Esatto, mettiamo così. esatto. Ed è merito soprattutto di cooperative come Rinascita, che hanno insistito. Ecco perché a me piace dire che noi siamo soci, noi siamo realmente siamo soci conferitori di Cooperativa Rinascita, ne siamo orgogliosi soprattutto. Però in generale la comunità ha avuto questa visione, perché comunque sia ha visto in quei ragazzi non una realtà di passaggio che era venuta lì per prendere e andare via, ma era venuta lì per investirci, per costruire il proprio futuro, per costruire le proprie professionalità. C'era tanta voglia di fare. Esattamente. Tanta voglia di E riscatto. dall'altra parte questa cosa si è vista. Si è vista forse perché era genuina, era sincera, era reale, e si è messa subito a disposizione. Noi siamo riusciti a ripagare quel debito che avevamo con la comunità, ha raccolto, per intenderci. E quindi per questo dico, ci ha permesso di fare da startup in maniera vera, reale, genuina, attraverso il lavoro. E quella comunità lì non si è mai distaccata, anzi c'è sempre stata, si è sempre più ingrandita, è sempre più ed è sempre stata presente alle nostre iniziative, anche nelle nostre difficoltà e nei nostri successi soprattutto. Perché poi da lì, come dici tu, avete iniziato magari con il pomodoro Siccagno, ora si è ampliato, diciamo, cioè qua vediamo qualcosina di quello che producete, però si è ampliato il paniere di prodotti realizzati dal Verbuncaudo. Abbiamo costruito con difficoltà, pure se vogliamo, un paniere di prodotti. Ecco, un metodo per comunicare quello che facevamo era appunto soprattutto quello di mettere a tavola il prodotto che noi produciamo sul bene confiscato alla mafia. Questo era possibile attraverso quei legami. Ogni prodotto racconta come dire, una filiera umana, pure se vogliamo, di produttori, di trasformatori. Il paniere si allarga, parte dal pomodoro Siccagno, dicevo, il primo prodotto a marchio Verbuncaudo, passando per la pasta, passando per i legumi, arrivando all'olio, al vino. Tutti questi prodotti raccontano in sé una storia importante. Penso all'olio, abbiamo recuperato praticamente un oliveto che era completamente abbandonato, grazie anche al contributo, al finanziamento di
di Fondazione con il Sud, è stata un'importante boccata d'ossigeno perché ci ha permesso appunto di recuperare quell'uliveto e ad oggi è completamente a reddito della cooperativa Verbuncaude, vanta importanti introiti. Il vino, per esempio, invece proviene da un vigneto che gestiamo insieme all'Istituto regionale del vino e dell'olio, con cui abbiamo un protocollo d'intesa utile a sperimentare anche nel mondo della viticoltura, poiché il vigneto intitolato a Placido Rizzotto è un impianto post-mafia ed è una delle banche del germoplasma vitivinicolo siciliano. Oltre al Catarratto, da cui produciamo il vino, appunto il nostro bianco di Catarratto, ci sono 32 varietà autoctone siciliane e insieme all'Irvo, attraverso delle microvinificazioni, curiamo la sperimentazione, la ricerca, ma soprattutto la conservazione di queste reliquie nostre. Oggi c'è un ritorno anche a quello, perché abbiamo notato negli anni che ci precedono questo, ci sono state l'alternanza di primavere piovose, grandi siccità. Avete appunto dovuto affrontare anche le difficoltà meteorologiche, comunque climatiche che ci sono state e quelle dietro. reliquie lì si prestano tantissimo, è evidente come riescano a resistere a questi cambiamenti. Che comunque sono delle varietà autoctone del territorio. Sul sito internet di Verbuncaudo c'è la possibilità di adottare anche un ulivo. Sì, perché l'abbiamo recuperato grazie a Fondazione con il Sud e abbiamo pensato che un altro metodo per creare un legame, per ingrandire un po' la comunità di Verbuncaudo, era quello che da ogni parte del mondo si poteva creare questo rapporto, anche fisico, se vogliamo, perché oltre sull'e-commerce è anche fisicamente entroterra, puoi acquistare questo prodotto, ma in quel modo lo puoi fare, puoi dare puoi dare un sostegno da tutto il mondo, però oltre ad acquistare il prodotto, a noi piace, per noi è auspicabile che vengano a trovarci per comprovare che cosa c'è dietro quel prodotto, perché dietro quel prodotto c'è una storia, c'è una cooperativa, ci sono dei giovani, ci sono ragazzi svantaggiati che hanno trovato un'occupazione, insomma c'è una vera e propria storia di restanza, ecco, e quindi ci piace se la vengono a trovare. Io su questo poi c'è un bel aneddoto, una bella storia, che è quella di Jens e Neidi, che sono una coppia di tedeschi che abbiamo incontrato in fiera a Stoccarda. Mi piace raccontarla questa storia perché l'ho vissuta in prima persona. Sti signori vengono il primo giorno in fiera, comprano 2 o 3 prodotti e vanno via. Il giorno dopo me li rivedo comparire. Io, da buon siciliano, adesso vabbè, questi non hanno saputo cucinare la pasta e invece no. Invece quella coppia di tedeschi era venuta perché attraverso quei prodotti era venuta a contatto con una storia, e io con il mio inglese maccheronico ero stato capace forse di raccontarli, ma non li avevo convinti. Loro a casa avevano studiato, sono tornati convintamente per farsi interrogare, per adottare un albero di olivo. Ma la cosa poi che più mi ha colpito è che siamo andati in fiera in quell'occasione ad aprile, se non erro, e ai primi di giugno mi suona il telefono, e anche lì c'è qualcosa che non va, era Jens, volevano il cucciolo d'olivo e ci dice invece che sarebbe stato qui sulle Madonie nei primi giorni di agosto e che ovviamente voleva venire a trovare il proprio l'albero di olivo che aveva adottato. Bellissimo. Sapete com'è finita? Che quella coppia è stata una settimana sulle Madonie. È venuto un giorno, ovviamente, in particolare faceva base a Polizia Generosa, è andato a trovare chiaramente il proprio albero di olivo, ma poi ha trascorso una settimana e ha scoperto un intero territorio.
Quando sono andati via, intanto sono andati via facendo tipo una cosa come 500 euro di spesa, noi che vendiamo pasta, per noi Sassari è una spesa enorme, con l'intenzione come dire, di divulgare, diciamo, tra i loro amici, regalare un prodotto ai loro amici proveniente da questa terra. Hanno adottato altri 2 alberi di ulivo, uno per ogni figlio, mi dissero, e avrebbero regalato appunto questa adozione ai propri figli, ma poi se ne sono andati via con una frase che mi ha veramente colpito. Mi hanno detto: e noi pensavamo che la Sicilia era fatta solo di mare. Invece hanno scoperto un mondo che è fatto, un mondo dell'entroterra fatto di realtà, come dire, vere, sincere, fatta di agricoltori, fatta di pastori, fatta di montagna, fatta di tradizioni, sì. E questa cosa li ha colpiti e loro fanno parte, come dire, a tutti gli effetti della comunità Verbuncaudo. Mi è venuta la pelle d'oca quando ho detto sta cosa. Bellissimo. Perché comunque anche il calore delle persone penso che sia una caratteristica che ci distingue in generale rispetto a tutte le altre parti del mondo. E poi comunque queste persone che magari avevano girato il mondo e magari hanno visto chissà che posti, sono rimasti proprio entusiasmati magari dalla semplicità e dalla genuinità che ci sta dietro una cooperativa come la vostra. Sì, è una cooperativa, ma comunque sia una cooperativa fatta di persone, quindi sono tutte persone che sono di questo territorio e che quindi quei valori di cui parli tu sono li riscopriamo, è il pane nostro, esatto. Sì, siamo cresciuti. Ecco, vedi, Verbuncaudo con la sua genesi, con il suo modo di essersi creata, mette insieme persone di paesi diversi, di culture diverse, di bagagli culturali diversi, cioè formazioni diverse, ma anche valoriali. Sì. Completamente diverse, messe insieme per raggiungere un unico obiettivo attraverso il lavoro. Luca, guarda, ci hai parlato un pochino di Verbuncaudo e ero curioso di capire un po' la struttura di Verbuncaudo, cioè come è strutturata la cooperativa. Dicevi ci sono dei soci e delle persone. La cooperativa è strutturata. Quante persone sono e come sono divise? Oggi siamo 10 soci a Verbuncaudo. Ci sono i soci fondatori, a questi si sono aggiunti nel tempo altri 3 soci che hanno iniziato un percorso da lavoratori, come attraverso anche delle borse lavoro un po' provenienti da Caritas, con dei progetti specifici, un po' anche con Fondazione con il Sud. Ecco, l'approccio è stato lavorativo, quindi proprio un rapporto datore di lavoro dipendente, che però poi è sfociato in una richiesta di ingresso in cooperativa nella qualità di socio. Okay. Questo tipo di percorso per noi è di fondamentale importanza. Perché? Perché non gestiamo un'azienda qualsiasi, noi gestiamo un bene importante perché è un bene dello Stato. E quindi questo tipo di percorso responsabilizza i miei soci. Rende responsabili del lavoro che fanno. Io dico sempre che è un lavoro che non dura le canoniche 6 ore e mezzo in azienda, ma va oltre, inizia la mattina al bar durante il caffè, finisce con la birretta con gli amici, perché racconti quello che fai, perché quando la sera racconti che sei stato a raccogliere le olive con 15 portoghesi che sono venuti lì ad aiutarti e poi avete pranzato insieme sotto le olive, questa cosa va raccontata a partire dai nostri territori, perché come dire, restituisce una nuova immagine di quel bene che è passato dalla sottomissione alla mafia, quindi il territorio è stato praticamente negato un pezzo di territorio, a una visione invece positiva in cui la gente viene per riscoprire le nostre tradizioni, per gustare i nostri sapori e vedere i nostri colori, insomma, lavorando insieme con i miei soci. Quindi, come dici tu, cioè il lavoro sì per la produzione, però magari coinvolgendo anche persone, come hai detto tu, magari sono venuti 15 portoghesi che sono venuti a raccogliere le olive. Sì, questo è una branca importante per noi. Anche trasmettere le metodologie con cui si fa, cioè penso che forse è parte della mission di assolutamente. Verbuncaudo. Io dicevo poco fa che aprire il bene alle comunità,
in questo caso il mondo, è di fondamentale importanza. Attraverso il lavoro riusciamo ad integrare anche soggetti svantaggiati, disabili fisici o psichici per esempio, oppure persone ex detenuti che hanno diritto di essere rimesse nella società e che in Verbum Caudo trovano appunto una leva per farlo, così come gli aspetti turistici. Penso ai portoghesi, o comunque sì, in questo caso, ma in generale alle persone che vengono da tutto il mondo a trovarci, passando per le scuole. Ecco, i bambini vengono lì, riscoprono la natura, capiscono cosa c'è dietro quella storia, perché spesso non è semplice far capire dove siamo. Soprattutto dei bambini, però sono quelli che più di tutti riescono poi a mettere in pratica alcuni valori che siamo bravi comunque sia a spiegare e a restituire. E lì vedi piantumare, cioè vedere un bambino che piantuma una lattuga, diciamo, in primavera a Verbum Caudo è potente. Vedere una bambina con le mani sporche di terra di Verbum Caudo è un atto potente. Per noi questo diventa importante perché è un metodo di comunicazione di quello che facciamo e di divulgazione di valori e di pratiche a partire dal mondo della scuola. Ma torno a dire, per noi diventa un pezzo di lavoro importante. In quella filiera ci lavorano due soci di Verbum Caudo, e immaginiamo che nel prossimo futuro, a lavori ultimati, possa incrementarsi notevolmente, diciamo, questa spinta turistica. Luca, ad esempio, penso che Verbum Caudo, sì, ovviamente avete una mission sociale e tu hai parlato più volte di responsabilità. Dunque, giornalmente vi interfacciate, penso, con anche delle problematiche di tipo economico. Dunque, la gestione, appunto, da questo punto di vista, penso che sia molto importante. Oltre che tu ci hai parlato, hai nominato più volte i nomi di istituzioni. Dunque, per una cooperativa sociale come la vostra, il rapporto con le istituzioni è fondamentale. E la domanda che ti voglio fare, dal punto di vista economico, la gestione, come viene strutturata da questo punto di vista? Perché comunque, come dici tu, ci sono dei lavoratori, diciamo, c'è una gestione proprio a sé. Assolutamente sì, è un'impresa, seppur sociale, a tutti gli effetti. È un'impresa a tutti gli effetti. E con una responsabilità maggiore per quello che abbiamo detto. È chiaro che la componente economica è importantissima. Parlavo di lavoro e quindi è lì che, in quella direzione che dobbiamo andare. Appunto perché magari chi ci ascolta ha bisogno pure di capire che assolutamente dentro una realtà che fa tanto di bello, poi c'è uno studio e comunque una programmazione. Assolutamente, e questo è di fondamentale importanza, perché con Verbum Caudo siamo in quella direzione di uscire dalla logica del finanziamento pubblico, delle opportunità. Ci siamo messi in campo nella platea dei produttori agricoli e con quello facciamo agricoltura. I soci lavoratori hanno un regolare contratto di lavoro, chi lavora in agricoltura, ma anche chi lavora nella commercializzazione presso Entroterra o tramite la gestione dell'e-commerce. Entroterra è il nostro store che si trova a Polizia Generosa, sì, e tutto deve avere una sua, sussistenza economica, cioè nel senso deve essere sostenibile economicamente, altrimenti non abbiamo fatto quello per cui siamo chiamati a fare. Noi siamo in quella direzione, ci siamo riusciti fino ad oggi rispetto alle attività che siamo stati chiamati a mettere in campo, quindi dicevo agricoltura, declinazione sociale con l'integrazione dei soggetti svantaggiati e la commercializzazione dei prodotti. Domani siamo chiamati a una responsabilità nuova. Perché? Perché siamo riusciti ad ottenere, anche grazie un'importante fase di coprogettazione con la regione siciliana,
che ricordo essere proprietaria, diciamo, C'è un proprietario del di questo bene, prima di ottenere sul PNRR 5 milioni e 3 per ristrutturare la masseria che gestivamo, poi sul PNRR sono stati tagliati questi fondi destinati ai beni confiscati, e la regione ci ha messo del suo, quindi oggi sono fondi regionali, che è da aprile 2024 che sono iniziati i lavori, quindi siamo adesso al ranch finale della ristrutturazione, e la verbum caudo che sarà richiede una responsabilità maggiore. Ecco perché da un mese a questa parte ci siamo risieduti attorno al tavolo, perché dobbiamo rivedere il nostro piano aziendale, perché dobbiamo pianificare, o meglio, una parte di pianificazione era stata già fatta in fase di coprogettazione con la regione siciliana, ma adesso va attuata, diciamo, va declinata, va riaggiornata, perché sono trascorsi ormai 3 o 4 anni dalla pianificazione, dalla fase di pianificazione, va aggiornata, e lo stiamo facendo attraverso un temporary manager che ci sta coadiuvando in questa attività di revisione del nostro business plan, ma soprattutto nella fase concitata di questo percorso curerà l'attuazione di quel business plan, e significa una nuova attività agrituristiche, nuova attività di trasformazione, attività ricettive, insomma sarà una verbum caudo nuova, fondata sull'agricoltura sociale, ma che vuole essere punto di riferimento per il territorio e soprattutto nel comparto agricolo. Cioè, bellissimo che vedi quanti posti di lavoro si vanno a creare, Assolutamente. che indotto si va a creare, che relazioni e network. E dimmi una cosa, ma tu a 25 anni te lo immaginavi così oggi? È la stessa domanda che stavo pensando io, perché comunque sono passati 10 anni quasi, nel 2027 sono 10 anni. 10 anni. E tu te lo immaginavi a Sì, 25 anni? in te lo realtà immaginavi poi così? in realtà nel 2017 c'è stato il bando, poi la costituzione della cooperativa è avvenuta nel gennaio 2019, quindi ok. però dico sì, siamo nei 10 anni Quasi. dell'inizio del percorso, assolutamente. In parte sì, poi però i tempi non erano proprio questi quelli che avevamo considerato durante il percorso di formazione, nel senso che non avevamo, e questo lo dobbiamo assolutamente dire, non avevamo considerato né una pandemia, Certo. non avevamo considerato una guerra come quella che stiamo vivendo in questi giorni, abbiamo vissuto in questi anni, con uno stravolgimento, diciamo, di dinamiche internazionali, economiche. Questo non ce l'avevamo immaginato, ma è quello a cui aspiravamo. Quello che invero non ci aspettavamo è che una cooperativa sociale diventasse quasi una cooperativa di comunità. Quello a cui aspiriamo, oggi è diventato questo, nel senso che quella filiera di aziende che abbiamo incontrato nel nostro percorso è praticamente parte attiva di quello che siamo. Quindi saremo un giorno, spero, una cooperativa di comunità in cui queste aziende possano entrare, diciamo, come dire, nel merito della gestione di un bene confiscato, perché sono parte attiva di un territorio. Far entrare questo territorio nella gestione di quel bene è una cosa a cui aspiriamo, ecco. Questo non l'avevo messo in conto, però quando poi ci siamo trovati, diciamo, proprio sul campo, è avvenuto, ecco. Quindi non è scritto da nessuna parte, ma in realtà poi è quello che siamo poi, certo, alla fine di fatto, ecco. Quindi questo è quello che non sapevamo che potevamo diventare. Tanta strada c'è da fare. Ed è quello, appunto, dicevo, la responsabilità ci porta ad aggiornare il nostro piano aziendale per capire in quale direzione stiamo andando, per rendere sostenibile questo percorso, perché altrimenti non facciamo, come dire, tu hai un'azienda, assolutamente, è un'azienda a tutti gli effetti, come se voi avete tagliato fuori il fatto che avete dei sostegni pubblici e tra virgolette sostegni pubblici, come dice, guarda, noi dobbiamo fare conto sulle nostre spalle, giusto? Assolutamente sì. Dobbiamo fare conto sulle nostre forze, sulle persone che ci stanno dietro e della comunità, perché è tutto importante. E le nostre forze sono quelle della comunità. Esatto. Perché il punto in cui siamo arrivati lo dobbiamo a quella comunità, ed è a quella comunità a cui dobbiamo dare conto e ragione, gratificazione e valore. Sì.
Allora, Luca, in parte hai già risposto alla domanda che ti sto per fare. È una domanda format che i nostri amici di 4Talks già sanno cosa ti sto per chiedere. Luca non la conosceva, questa è Eh, sorpresa. Non ti prendiamo la Se sorpresa. tu potessi parlare con Luca, che ha appena cominciato questo percorso, ai domandi Luca che nel 2017 stava cominciando Stavo leggendo questo bando. questo bando, sì. Cosa gli diresti? Beh, gli direi che aveva ragione a insistere anche a casa, a lottare contro, non contro, però diciamo a sostenere una propria tesi che era quella di sfidare, diciamo, questa opportunità. E che è un'opportunità che a me ha dato tanto, a Luca del 2017 Sì. Sì, ha sì, dato assolutamente. tantissimo. In termini di rapporti umani, in termini di opportunità date a persone che altrove non avrebbero avuto, non avrebbero trovato spazio probabilmente, e che invece in Verbum Caudo lo hanno fatto, lo hanno trovato. Pensate che qui dove siamo dentro terra, questo è stato progettato insieme per una persona con una disabilità fisica, e che abbiamo provato, siamo riusciti poi a raggiungere la piena autonomia di lavoro, lavorativamente parlando, dentro questo spazio. Ecco, questa cosa io altrove forse non l'avrei trovata, e Luca del 2017 forse nemmeno se la immaginava che sarebbe riuscito in questa impresa. E poi ho trovato in questo percorso, insieme ai miei soci, abbiamo trovato una comunità fantastica, lungimirante, che ci ha protetto, ci ha valorizzato, ci ha fatto crescere, e a quella comunità noi dobbiamo tanto. E quindi a Luca del 2017 direi che sta imboccando la strada giusta per quello, per quei valori che mamma e papà mi hanno trasmesso. Perché Luca, tu praticamente avevi terminato il tuo piano di studio, avevi imboccato la tua carriera, potevi fare quello e basta. Cioè potevi, guarda, io continuare la mia Ero carriera, stato all'estero a fare delle esperienze lavorative, poi mi ero convinto che nella mia terra c'era tanto da fare, ne sono ancora convinto, che c'è tanto da fare, e che quindi, ma chi mi conosce sa che sono un cinico di natura, significa avere tante opportunità pure. Questa era un'opportunità non mia, era un'opportunità per il territorio. E la preoccupazione che potesse andare male era talmente forte che mi ci sono imbattuto, no, mi sono intestardito nel dire: sta cosa può riuscire e io devo provare a farla riuscire. forse già quando pensavi di non farlo, già lo stavi facendo. Non Assolutamente. farlo, ma già c'eri dentro. In realtà forse non l'ho mai pensato di non farlo, perché è stata per me manna dal cielo, nel senso che mi ha permesso di fare una cosa che non avevo mai considerato di fare prima di allora. E io oggi sono soddisfatto, io oggi sono Certo. spero lo siano anche i miei soci, ecco, su questo, perché comunque sia da quei 25 anni, da lì sono nati in questi anni mariti e mogli, sono nati padri e madri, cioè nel senso non siamo più i ragazzini di una volta. E questo è il segno tangibile che ci siamo riusciti, consapevoli del fatto che tanta strada c'è ancora da fare, e tanta strada significa ancora opportunità per noi, ma anche per altre persone. Quindi questa è poi la vera sfida, perché comunque Tu ci parlavi spesso, pure di una possibile anche espansione del progetto Verbum Caudo. assolutamente, noi dobbiamo, a parte che comunque sia con la masseria ristrutturata e rinnovata, attrezzata per come Ci saranno l'abbiamo business plan. progettata, lì ci sarà ovviamente chiaramente un'espansione in termini di posti di lavoro. L'altra strada, che è la restituzione, di cui poco fa avevamo fatto cenno, è quella di, come dire, di esportare questo modello, non avendo, diciamo, la presunzione che sia una ricetta precostituita,
perché va calata nei territori. Noi per esempio abbiamo un'esperienza forte, se vogliamo, perché nel 2020 ci chiama il Ministero degli Interni attraverso la prefettura di Caltanissetta per un'esperienza, per provare come dire, a fare un'esperienza su un altro bene confiscato in un'altra provincia, in un altro paese. Noi ci mettiamo a disposizione chiaramente, ma chiaramente incontriamo tante responsabilità, tanti ostacoli, tante difficoltà. Poi diciamo l'esperienza Spot, che era una vendemmia di comunità, l'abbiamo portata avanti, l'abbiamo portata a termine, però poi ci siamo riguardati indietro e detto, cosa c'è che a Verbum Caudo è andata. C'è un dato, sì, c'è un dato, ma non delle comunità, erano più che altro nostre le differenze, nel senso che noi siamo di questo territorio. Sì. Dicevamo un progetto del territorio per il territorio, lì andavamo, seppur scollinavamo praticamente le colline del Vallone del Nisseno, ma andavamo in un altro territorio, e quindi quella territorialità secondo me è di fondamentale importanza, e quindi essere incubatore di un nuovo progetto, di un nuovo soggetto soprattutto fatto da donne e uomini del territorio in cui il bene esiste, questa è un'altra possibilità che ci siamo dati e che ci vogliamo dare. Differenze di centinaia di chilometri, non migliaia. No, ma nemmeno centinaia di chilometri, anche molto meno. Però vabbè, forse è il campanilismo che ci contraddistingue in Sicilia. Però tu dici, hai trovato molte differenze nell'arrivare in quel posto. Ma io penso che noi a Verbum Caudo abbiamo avuto successo perché parlavamo la lingua di quei territori, cioè proprio nel vero senso della parola. Altrove magari ci vuole tempo per attecchire, magari l'episodio Spot non può funzionare, ma invece episodi come quelli di Verbum Caudo, in cui c'è un lasso di tempo maggiore, in cui puoi costruire quei rapporti, puoi costruire quei legami, secondo me può accadere. E questo è quello che stiamo provando a fare in questo momento storico della cooperativa. Io ti voglio dire una cosa, Luca, questa mai l'abbiamo fatta, vero? Questa forse mai. Non lo so. Certo, se lo dici. se non fai la domanda. Se non lo dici. A chi ci ascolta, tu vorresti dare un messaggio in base alla tua esperienza. Magari c'è qualche ragazzo che vuole avviare un progetto, vuole mettersi in gioco, vuole portare avanti un'attività, un'azienda. Un messaggio che tu vuoi lanciare a chi ci ascolta. Io credo che chi crede nei propri sogni deve metterci anche un mix di cinismo e di fattibilità chiaramente nei propri progetti, ma secondo me siamo chiamati a non demordere, perché le opportunità esistono, e soprattutto nel portare avanti dei progetti che sentiamo nostri, no? Nel senso che sono nelle nostre corde. Io credo che debba essere portato avanti. Chi è chiamato, chi ha l'opportunità pure di essere chiamato nella gestione dei beni confiscati, io voglio dirgli di metterci tutto se stesso, e se non lo è abbastanza responsabilizzato, di responsabilizzarsi, perché quello che è chiamato a fare ha un'importanza troppo grande per quello che siamo chiamati a fare. L'abbiamo detto più volte, gestiamo un bene dello Stato. Noi a Verbum Caudo ci sentiamo come se fossimo un pezzettino di Stato, anzi siamo forse l'avamposto del nostro paese, perché siamo, come dire, a contatto con le comunità e con i territori. Certo. E quindi sentiamo forte quella responsabilità, e chi è chiamato a farlo debba tenere presente questo è il valore che può sprigionare e realizzare nei territori attraverso un bene confiscato. Certo, bellissimo questo messaggio per chi ci ascolta. Anzi, ci aspettiamo pure qualche commento da questo punto di vista, magari qualcuno che ha una sua intuizione, un suo parere su questo, o magari una sua esperienza, magari persone che hanno già fatto esperienza da questo punto di vista. Insomma, io spero che ci siano altre, spero che ci siano, so per certo ci sono tante altre realtà che creano questo valore aggiunto, spero che tutti insieme possiamo essere capaci di realizzare nuovi progetti, nuove realtà,
anche perché i beni confiscati comunque sia raccontano anche una storia di persone che hanno dato tanto per raggiungere questo obiettivo, dando anche la propria vita. Sì. E quindi il valore che noi riusciamo ad innescare può essere veramente, oltre che simbolico chiaramente, può essere sicuramente utile per quei territori in cui c'è molta difficoltà a resistere, forse. Certo. Insomma, bellissima questa chiacchierata con Luca. Bellissima veramente. Una Cioè, puntata bellissima. forte. Una puntata diversa dal solito, forse, no? Perché comunque il discorso finora i nostri ospiti, magari i titolari di azienda, hanno una visione un po' diversa. Quello che noto, invece, magari Verbum ha una mission molto incentrata sul sociale, sulle persone, diciamo, come ti posso dire, nel senso di portare avanti quello che è il patrimonio storico-culturale del territorio, mantenerlo, custodirlo, innovare e creare un network di persone che collaborano con un unico obiettivo. Questo proprio è, secondo me, una cosa... sai, è un modo di ragionare diverso. È un modo proprio totalmente diverso. Probabilmente è agevolato dal fatto che non parliamo di beni che non sono proprietà private, giusto? Quindi diciamo che questo agevola molto questo ragionamento probabilmente, però dobbiamo essere consapevoli di ciò, nel senso guardare alle comunità, guardare al prossimo in quelle che sono le nostre imprese. Sì. Comunque, veramente, grazie Luca per Grazie mille, Luca. questa Grazie mille. opportunità che ci ha dato comunque di poter raccontare la vostra storia. E amici di 4Talks, trovate anche il sito web in descrizione. Potete adottare l'ulivo. Ah sì. Potete adottare un ulivo di Verbum Caudo e ovviamente potete vedere nello store tutti i prodotti che... Ma sul sito non possono venirci a trovare, quindi devono venirci a trovare. Esatto. Magari la prossima puntata la facciamo una giornata organizzata da voi, un open day. Con immenso piacere. Qualche evento che è organizzato da voi. Presto tornerà la vendemmia di comunità, quindi quello potrebbe essere veramente... Vedi, questa sarà puntata seconda nei puntata, campi. seconda puntata con Verbum Caudo. Grazie Luca, grazie veramente. E lasciateci un commento su cosa ne pensate di Verbum Caudo e iscrivetevi al canale, lasciateci un mi piace e ci vediamo in un prossimo episodio. Grazie Luca. Grazie mille, Luca. Grazie a voi ragazzi, grazie, buon lavoro anche a voi.